Presidente Federico Casarin, allora si ricomincia con che spirito e quali sono i vostri obiettivi sia in Italia che all'estero? Beh, si inizia pensando all'annata, nel senso che quest'anno qui è un anno particolare, è un anno per noi molto importante, rappresenta il 20° anno di Humana Reyer, quindi al di là di tutto quello che può essere il primo giorno di scuola, è un primo giorno che però ha un peso specifico diverso. L'emozione, come sempre, come la volontà, anche l'entusiasmo di iniziare è grande e la volontà da parte di tutti noi di essere ancora protagonisti è fondamentale. Per quanto riguarda gli obiettivi, come ricordavo prima, questo è il 20° anno, ricordo il primo anno, il 2006, abbiamo detto le stesse cose, nel senso che l'impegno nostro sarà quello di essere protagonisti e di essere capaci di dare soddisfazioni. È chiaro che poi la capacità si vivrà ogni giorno sul campo, cercando di essere capaci di vincere e di essere anche in grado di regalare quelle emozioni che la nostra gente si aspetta da noi. Ha parlato di 20 anni di attività non solo sportiva ma di gestione delle varie squadre in modo aziendale, perché è un campionato, lo sentivamo anche dal coach, quello italiano sempre più strutturato e quindi bisogna essere sempre più azienda per ottenere livelli anche, abbiamo visto che insomma molti giocatori poi da qui vanno direttamente all'NBA. Beh, è fondamentale quello che hai appena accennato, nel senso che il nostro salto di qualità è stato quando il pensiero, la volontà, anche l'idea, il focus è passato ad essere una squadra di pallacanestro a un'azienda che fa pallacanestro. In un mondo di professionisti, quindi un mondo in cui, ricordo, la sostenibilità economica è fondamentale al di là e insieme al talento e alla qualità dei giocatori, penso che sia una cosa che ci ha dato soddisfazione, ci ha dato credito all'interno del movimento cestistico ma anche a livello aziendale e quindi abbiamo sempre valutato, e questo grazie al gruppo che ci ha insegnato e ci ha accompagnato in questo percorso, abbiamo sempre dato valore importante a quello che possa essere la parte economica così come la parte dei risultati. Ci ho detto, con che criteri è stato allestito il nuovo roster? È stato cambiato, lo accennava il coach Spacchia, è stato cambiato l'idea di avere della posizione dei stranieri, quindi i 6 stranieri, abbiamo spesso giocato con 2 stranieri, se vi ricordate anche all'epoca quando c'era Peric e Austin Day, avevamo sempre avuto 2 giocatori stranieri nello spot di numero 4, negli ultimi 2 anni Guiltier e Amir Sims. Quest'anno si è deciso di cambiare filosofia, di spostare il 6° straniero nel reparto dei piccoli per dare più apertura di campo, più chiaramente qualità nel ball handling, è una filosofia diversa che abbiamo, d'accordo con lo staff e la società, abbiamo intrapreso, abbiamo chiaramente firmato giocatori che di concerto abbiamo valutato i migliori per noi. Aggiunta importante anche nello staff, insomma Cuzzolin è una garanzia anche per prevenire quelli che saranno una delle caratteristiche della scorsa stagione, magari la presenza di troppi infortuni o di una preparazione insomma che ha fatto altalenare la squadra anche un po'. Gli infortuni l'anno scorso sono stati meno a livello muscolare, quindi non erano incisi per quanto riguarda la preparazione, ma sono stati anche da contatto e da purtroppo situazioni che ci hanno permesso, penso ancora all'infortunio di Manford dopo 4 minuti che ci ha condizionato gran parte della stagione. È chiaro che l'arrivo di Francesco Cuzzolin non sta a me, penso che sia un decano del ruolo e penso che sia la persona che rappresenta al meglio il ruolo di head of performance dei giocatori, che sia il ruolo che abbia svolto in Italia, all'estero, in NBA, quindi abbiamo avuto la fortuna e siamo onorati di avere lui nel nostro staff che possa darci una mano a crescere e a diventare ancora più forti non solamente fisicamente ma anche come organizzazione. Torna un De Nicolao qui al Tagliercio. Giovanni dà continuità alla famiglia, Andrea è stato per noi tanto, abbiamo vinto tutti insieme, ma è stato persona, capitano che ci ha dato veramente molto anche sull'aspetto umano. Giovanni lo conosco bene, so che ha le qualità non solo tecniche ma anche umane come fratello. Senta, un'ultima cosa, la piattaforma per seguire le partite, la LBA, che cos'è per far capire anche un po' alle persone? Allora, da quest'anno, finito il contratto con DAZN, la Lega ha preso in esame le varie opportunità, DAZN stessa si era candidata e c'è stata questa piattaforma LBA che avrà lo stesso concetto che c'aveva DAZN, quindi la piattaforma, quindi si potrà acquistare un abbonamento che nei prossimi giorni penso che il Presidente Gandini e il Presidente Gherardini faranno una conferenza stampa per esaudire tutte le domande e tutti i quesiti, ma penso che sia un'innovazione nello sport non solo italiano ma anche europeo, che una Lega da sola produca le partite
sicuramente penso che sia qualcosa di innovativo, come è stata tanti anni fa quando per la prima volta la Lega Basket andò all'LOTT, e quindi fu qualcosa che ha poi stato tra virgolette seguito tanti altri, ma ci fa grande piacere. Sarà una bella scommessa, ma siamo convinti di poter portare a casa il risultato. L'obiettivo della stagione è una domanda che ho fatto anche a coach Spacchia, insomma. Ma mi ripeto sempre, il campionato è sempre più difficile, le neopromosse sono sempre più accreditate, facevo l'esempio prima, Trapani l'anno scorso, Trieste, Cantù, Udine quest'anno si aggiungono alle grandi squadre che ci sono, quindi sarà un campionato equilibratissimo, un campionato difficile, penso sia un campionato bello da vivere e da godersi. Noi cercheremo di metterci il meglio per cercare di arrivare il più in alto possibile. Coach Neven Spacchia, allora si ricomincia, per lei questa è la quarta stagione, con che spirito e con che squadra, almeno sulla carta? Penso che spirito buono, squadra buona, tutto buono sulla carta, adesso dobbiamo cominciare a allenare e lavorare, dopo vediamo, però io sono ottimista, come ho detto prima a conferenza stampa abbiamo cambiato un po' di modo di fare squadra e vediamo come funziona. Lei ha parlato di un sistema diverso, al di là di aver cambiato i giocatori, proprio un gioco diverso per fare meglio. No, noi non abbiamo problemi con il nostro sistema, sempre funzionava. Abbiamo avuto problemi con rotazioni, giocatori, come hai detto che non mi piace parlare tanto di l'anno scorso, però anche abbiamo visto due squadre l'anno scorso, una fino Natale e una dopo di Natale, dunque unico cambio di sistema dovrebbe essere questo con Kabengele e Horton, che sono due giocatori importanti, però giocano pallacanestro diverso, spacing diverso, diciamo in parole di pallacanestro. Coach, Jordan Parks poco fa diceva che visti questi giocatori non sarà necessario aspettare troppo tempo per adattarsi al suo gioco, che sono quelli giusti. Ecco, che cosa però potrebbe cambiare? Lei ha detto prima più palleggio, più tiro da tre, può sintetizzare in che modo questa squadra porterà avanti la sua pallacanestro? Dobbiamo essere chiari, la squadra va a giocare lo stesso stile di pallacanestro, difendere, controllare rimbalzi, correre tanto pace, diciamo. L'anno scorso abbiamo avuto tanti problemi con tiro da tre, percentuali tiro da tre, e siamo stati in questa categoria una delle peggiori squadre in Italia. Vogliamo cambiare. Penso che abbiamo avuto l'anno scorso giocatori che ci sono veramente tiratori, però come non abbiamo avuto tanti questi che sono capaci di creare tiri per altri, questo era male. Per questo problema quest'anno abbiamo preso 4 giocatori esterni, parlo di stranieri, e due che giocano lunghi, un 4 o un 5. Il suo obiettivo, coach, per questa stagione? Sempre vincere il più possibile. Lei ha detto che il basket italiano sta aumentando sempre più di livello, no? Quindi Cresciuto enorme, cresciuto, Liga è cresciuta tantissimo, competizione più dura, più competitiva, Italia lavora, Italia è cresciuta tantissimo, abbiamo visto quest'estate di 3 squadre di giovanili, 2 hanno preso medaglie in campionato europeo, aspetto anche di squadra di senior di Pozzecco che fa qualche cosa, perché c'è un roster importante, un allenatore importante, dunque solo parole migliori per il basket italiano. Coach, l'anno scorso tanta sfortuna con gli infortuni, ma si può fare qualcosa anche in sede di preparazione per evitare questo problema? Noi abbiamo pensato tantissimo questa estate di questo tema. Abbiamo portato con noi adesso Francesco Cuzzolin che prende posizione di Head of Performance, una persona con grande esperienza, un livello altissimo, uno dei livelli più alti in Europa, per provare con lui capire che cosa è successo. Tanti infortuni ci sono stati, questi meccanici di botte, non lo so come spiegare, traume, dunque penso che era più sfortuna che una cosa sbagliata dentro di sistema, però come noi vogliamo sapere
ultimo dettaglio in questo caso abbiamo studiato tanto. Amedeo Tessitori, allora si ricomincia con che spirito in una squadra che è stata molto rinnovata? Sì, diciamo che sono molto contento di poter far parte per il quarto anno di questa società, e la squadra è una squadra costruita secondo me con idee chiare. Sono stati molto bravi la società a mettere insieme tutti questi ragazzi. Conoscendoli in questi giorni sono tutti ottimi, bravissimi ragazzi che si metteranno al lavoro e cercheremo di costruire una squadra, diciamo, molto competitiva. Quindi sono contentissimo, ecco, di riniziare questa vita. Un basket italiano che è sempre più di livello, questo è entusiasmante. Assolutamente sì, ora che ormai sono da qualche anno in Serie A, diciamo che ho visto crescere questo campionato, sta ritornando a essere veramente un campionato di eccellenza, giocatori forti cercano di venire a giocare qua, quindi le squadre sono tutte squadre molto competitive, dove non troviamo squadre cuscinetto come magari succedeva qualche anno fa, tanti anni fa. Quindi è sempre molto bello poter giocare in questo campionato.